Che giorno è? Agganciato a oltre la pagina, ci mancherebbe altro. E gli applausi. La regia vede in tolda di comando, saldamente alla guida, il grande Francesco, e entrambi siamo sospesi a 137,8 metri sopra il livello del mare. L'abbraccio forte, 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 come sempre, alla signora Adrianangela, alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ammesso dalla sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Poi ancora potete seguirci con la radio DAB, con il cellulare, dappertutto, quello è comodissimo, si sente anche molto bene, almeno sul mio sì. Poi, ma anche su quello di altri, devo dire la verità. E poi ancora il sito radiolibertà.net e anche Twitch, social di ultima generazione. Cosa manca? Ma YouTube facciamo un po' il ping pong, andiamo e veniamo, andiamo e torniamo, vabbè, comunque come vedete tante sono le piattaforme dalle quali potete ascoltarci, poi entrate sul sito, vi scaricate il podcast, il profilo Facebook, l'avevo dimenticato, è importantissimo, è la bussola per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Io lo dico sempre, andate sul profilo Facebook, pare adesso siano 48 e comincio a essere emozionato. I miei 48 ascoltatori, se vogliono, vanno sul profilo, lì c'è proprio un'ampia sintesi, anzi più di una sintesi, di quello che tratterò nel programma. La pubblico nel cuore della notte, ora tarda, ora antelucana, però lì potete farvi un'idea e magari ci possono anche essere. Io mi butto sempre giù, però no, ci sono anche sicuramente, anche oggi sentirete, ci sono per esempio il professor Stelio Mangiameli che ci parla della, così faccio adesso anche la scaletta oltre la pagina, ci parla della, ecco, è 1x2. Dopo la sentenza non è ancora stata pubblicata, è stato diramato un comunicato stampa, perfetto, ve lo dico da detto stampa, la Corte Costituzionale, la Consulta, ha pubblicato un comunicato, cioè, ineccepibile, perfetto, per il volgo, per i giornalisti, per tutti e anche per gli specialisti. 7 sono i punti che sono stati rinviati a giudizio, visto che si parla tanto di magistratura, e quello che cerco di capire io, per quello ho chiamato un ordinario, un professore universitario costituzionalista che insegna diritto costituzionale, insomma un addetto ai lavori, 1x2. Allora, la riforma, la nostra, l'autonomia differenziata, nostra Radio Libertà, Lega, io direi tutte le persone di buona volontà dovrebbero volere l'autonomia, perché vuol dire trasparenza. Però se qualcuno non è d'accordo, se qualcuno pensa che invece sia sbagliata, se qualcuno pensa che in questa forma l'autonomia sia sbagliata, la Corte Costituzionale gli ha dato ragione. Sono 7 punti che andremo a vedere insieme al professore. Quello che contesta in pratica la Corte Costituzionale è che venga bypassato il Parlamento. Quando fa comodo il Parlamento, quando c'è Mario Draghi o Conte con i DPC, per esempio, non si può decidere i LEP con il DPCM, no? Quello del Presidente del Consiglio. Disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri. E però Conte l'ha fatto proprio, infatti all'epoca si sollevò il dubbio di costituzionalità, ma poi la Corte della Consulta non ha detto niente. Questa volta ha detto che non si può. E poi non si può decidere, non si può far sì che siano i governi a decidere, cioè il governo dei ministri e quello della regione a decidere il LEP, deve passare poi il vaglio del Parlamento. Poi, e questo fa pensare appunto, c'è un punto più formale, mi sembra, le regioni devono partecipare al bilancio dello Stato, non
non è facoltativo, non è volontario o facoltativo, deve essere praticamente obbligatorio. La parola tecnica non è questa, ma questo è il significato. Poi ci sono altre che possiamo vedere insieme ancora. I LEP non possono essere determinati dalla legge di bilancio prima che entrino in vigore i decreti legislativi. Ecco il dovere di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, come ho già detto. E poi ancora gli altri punti sono quelli che riguardano l'esclusione del Parlamento. Io li ho letti con attenzione, ho letto anche altro, un po' di articoli, ci sono, insomma, poi sentiremo il professore. C'è da parlare di questa decisione della consulta, perché ci sono degli spunti che secondo me non è che possiamo dire, ecco, sono tutti malvagi, non vogliono l'autonomia. Ci sono dei punti che vanno ragionati, e appunto qua avremo il professor Mangiameli a parlarcene. Però ce ne sono anche altri, perché quando sento, per esempio, ho letto Ellis Lam dire Salvini mi aveva detto che l'autonomia è prevista nella Costituzione e mi aveva detto che me ne avrebbe regalato una coppia. Ecco, bisogna che gliela regali io, lui alla Meloni, che se lo legano insieme. E Ellis Lam studia. Sei miliardaria, hai fatto la scuola in Svizzera, ma devi studiare, perché la consulta, anche perché sarebbe stato complicato farlo, non facciamo i furbi, non ha toccato assolutamente l'articolo 116.3 sull'autonomia, quello della Costituzione. Cioè il principio autonomista di questa legge, il principio, a me piace dire federalista di questa legge, è stato assolutamente lasciato intonso. Nessuno mette in discussione quel principio. Ripeto, per come posso ragionare io, che la consulta metta in discussione un articolo della Costituzione mi sembrava comunque un po' troppo. Quindi la base, il principio resta, e questo ti fa dire forse abbiamo pareggiato, forse addirittura abbiamo vinto. Adesso vedremo quello che succederà, ma intanto ragioniamo sopra su quelle che sono state le obiezioni della Corte Costituzionale. Poi, anzi, prima, questo alle 14.35, quindi se vi interessa questo argomento avremo proprio un professore universitario che ce ne parla. Prima, ormai è un habitué, un nostro cliente, un nostro intervistato ogni settimana, lo studioso di geopolitica, con lui un quadro internazionale molto interessante. Probabilmente la possiamo chiamare guerra psicologica, il discorso che Benjamin Netanyahu ha indirizzato al popolo iraniano. È un po', non è un discorso da guerrafondaio, come da neonazista, da novello Hitler, come ho visto, no, in più di qualche cartello dei propali in piazza, tutti di sinistra, sia chiaro. In pratica cosa ha detto al popolo? Lui sa, lo sappiamo, c'è una fronda interna, ci sono cittadini che non sono contenti di questi super estremisti, e quindi c'è la fronda. E lui ha parlato al popolo e ha detto: il vostro Khamenei ha speso 2 miliardi e 300 mila dollari per bombardarci, non ha fatto un minimo danno. Anche questo è vero. Ecco, cosa poteva fare con quei soldi per voi, popolo iraniano? Questo è il succo, è andato proprio al dunque. E quindi direi che è interessante, perché poi ci sono delle riflessioni che rimbalzano anche su quello che è successo con la Casa Bianca, e le faremo con il professor Silverio Allocca. Mi mancano qui, siamo rafforzati ormai, la nostra regia raddoppia, ed adesso è arrivato anche Lorenzo il Magnifico, eh, direttamente dall'Umbria è arrivato, quindi stavo dimenticando l'informazione più importante per tutti voi. Dopo le 15 la radio apre lo sportello elettorale, tutto il voto minuto per minuto. Ci sono queste elezioni in Emilia Romagna e in Umbria. Avrete letto anche voi percentuali ieri risicatissime di elettori, 37% scarso, 35 in Emilia, 37 scarso, 36,9 in Umbria.
però si votava anche oggi, quindi vediamo se queste percentuali sono risalite e ovviamente va bene, le percentuali sono sacrosante, sono importanti, ma ovviamente tutti quanti guardiamo con interesse all'esito, perché per esempio per qualcuno è molto importante. Intanto volevo ricordarvi come convenevoli formulaici 9,4 gradi centigradi sopra lo zero. Per quanto riguarda i gradi interni c'è una scuola di pensiero, ci sono diverse scuole di pensiero, probabilmente sono 23, o comunque si sta benissimo, 86%, questo perché lo sappiate, 86% l'umidità, 1013,5 millibar la pressione. Dimenticavo anche, lo sapete, la versione non è extra large, dai, è large. Io sono XX, io sono dal 7XL in su. Ecco, se devo indossare qualcosa deve essere dal 7XL in su. Con il 7XL comincio a ragionare. Allora, e questo non è una buona notizia per me, per la mia salute, ma chi se ne importa, ci importa invece di essere molto attivi e di essere anche aperti alle vostre telefonate, ai vostri WhatsApp, perché che giorno è permette appunto, è in un momento anche di scarico, no? Cioè, avete tutti quanti già sentito le notizie che vi interessavano, quindi adesso si può anche ascoltare i genetriaci dopo, tra poco. E intanto mi pregio di aprire le linee a chi vuole entrare in collegamento con noi. Il numero di telefono è 02 92 94 7222 e il WhatsApp non l'ho imparato a memoria, quindi, ma neanche il numero di telefono lo so a memoria. Insomma, la pena il mio. Tanto ho visto, mi è arrivato. Qui bisogna, visto che faccio sto mestiere, bisogna. Io l'avevo trattato come argomento. Se qualcuno, i miei 37, 38, 48 ascoltatori, se forse se lo ricorderanno, a suo tempo ancora che in Arca, poi mamma mia, perché francamente sembra una questione marginale, ma queste telefonate che ti arrivano, intanto come fate ad avere il mio numero? Ah sì, ve l'avevo anche detto, però io ve l'avevo detto per levarveli dalle scatole questi scocciatori, ma sono il primo che poi invece non gli viene da dirlo, perché se sei sull'attenti e hai una prontezza di riflessi, scusi, ma lei come fa ad avere il mio numero? E vedi subito, senti, -15 come Bolzano e mettono giù. No? Ah, sono della società, eccetera. Ma scusi, lei come parlo col signor Pellegrini? Sì, scusi, lei come fa ad avere il mio numero? Clac, clac. Ecco, però dopo che ve l'avevo detto è successo di essere raggiunto da questi, chiamiamoli scocciatori, che poi poverini, quelli che lavorano lì prendono pochi soldi, lo fanno perché hanno bisogno di lavorare. È il meccanismo che è un meccanismo che francamente diventa pesante, perché magari non se ne rendono conto neanche quelli che lo fanno. Io vedo intorno qui al lavoro, a casa, eccetera, e siamo io meno, perché Android rispetto è più colpito Android per quello che ho visto io rispetto ad iOS, ma adesso anche iOS comincia a essere colpito e francamente ogni giorno 2, 3, 4 telefonate di questi numeri sconosciuti e dopo sempre scocciature, poi senti la voce in inglese, poi c'è quello della truffa che se rispondi ti frega i soldi, eccetera. Francamente, e quindi io me ne ero occupato, avevo capito negli anni scorsi che erano stati adottati dei provvedimenti normativi, insomma, per limitare, ma invece vedo che è peggiorata la situazione e questo diciamo che sarà uno dei temi da trattare, perché è un tema di servizio e anche per capire chi c'è dietro tante volte queste figure. Allora, dai, cominciamo abbiamo 5 minuti. Ti ho messo anche le chanson, quindi oggi dovrebbero esserci, perché questi sono i genetriaci, commemorazioni, ricorrenze, ma sono anche proiezioni demoscopiche, abbiamo i sondaggi, abbiamo quelli di termometro politico, si parla molto delle elezioni USA e abbiamo anche musica per voi. E allora, io a mezzogiorno, sai cosa? Ah, scusa, alle 13 penso alle signore, ma so che piace anche molto alle giovani, penso, cioè alle mie coetanee, voglio dire, cioè alle anziane. Alle signore no, adesso una signora non è mai anziana.
Noi uomini siamo vecchi, le signore sono sempre signore. E, facciamo sentire un po' di musica latina. Compay Segundo, Buena Vista Social Club, la musica salsa. Sai quelle canzoni dove c'è quello che a un certo punto senti e l'hai mai sentito? Te vedrai. No, no, giuro che pom pom pim pa pam pam pa pi giuro che c'è, cioè non me lo sono inventato. Poi abbiamo, quello non so se farvelo sentire perché è free jazz, può essere Don Cherry con Ornette Coleman, quello vediamo. Fatevi sentire anche voi perché magari, le vostre preferenze. Così faccio già un'anticipazione. Gli Squallor, perché c'è il genetriaco di Toto Savio e lì Toto Savio che è uno che ha scritto Cuore matto, infatti non so se omaggiarlo con Cuore matto, canzone che a me piaceva da bambino, mi piace tuttora, oppure con i Squallor, che lì ce n'è talmente tante, c'è, Vota Verdi e USA for Italy, basterebbero quelle 2 lì. Vediamo, tra l'altro ci sarebbe anche, ma quella a me non piace, Maledetta Primavera, l'ha scritta sempre, cioè pensate che Toto Savio che pazzeggiava, ho detto pazzeggiava con gli Squallor, scriveva canzoni che hanno fatto strage in classifica, che hanno sbranato il primo posto per mesi e mesi, che sono diventati, che fanno parte dell'immaginario pop italiano. Che personaggio, è morto nel 2004. Tra l'altro, siccome io gli Squallor li amo, li ho seguiti, amatissimo da tutti, una persona fantastica. Enrica Bonaccorti, ce la ricordiamo tutta tutti presentatrice, eccetera. Poi noi maschietti ce la ricordiamo perché a un certo punto posò per Playboy. È una bella signora, una bella donna, ma brava. Tra le altre cose, Enrica Bonaccorti ha scritto per Domenico Bonugno La lontananza e Amara terra mia, 2 canzoni degli anni '70, quindi oggi c'è troppa carne al fuoco sulla musica, quindi selezioneremo un po'. Abbiamo e poi abbiamo era, così per noi adolescenti degli anni '80, eravamo tutti un po' innamorati, Kim Wilde, Kids in America, che è un brano che peraltro ogni tanto sento andare, non so se in loop o lo uso in qualche trasmissione del pomeriggio, l'ho sentita anche, ogni tanto la sento anche qui in radio. Kids in America. Quindi questo è, il panorama della musica per voi. Se c'è qualcosa che preferite fatemelo sentire. Io Cuore matto non riesco a pensare di non metterlo. Su Don Cherry mi dispiace, ma il free jazz magari lo teniamo, e poi una delle 2 di Enrica Bonaccorti, La lontananza e Mare a terra mia, e Kids in America per sentirsi un po' nei magici anni '80, quando il pelo era bruno e non c'era la panza, perché c'erano 50 chili in meno, almeno per quanto riguarda chi vi sta parlando. Le 13 allora Compay Segundo, musica salsa, musica latina e poi riprendiamo con i genetriaci veri e propri e anche le proiezioni demoscopiche.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Parlavamo della muscolatura di Rabiot, che Silvio Berlusconi avrebbe definito nevrile. Parlavamo con Lorenzo di calcio, visto che Rabiot è stato un giocatore, negli ultimi anni era un giocatore della Juve. Però andiamo oltre il calcio. Che bello quando noi francesi vinciamo. Oh. C'est très beau. Oh. Allora, andiamo. Quanto mi odiano tanti perché i francesi sono antipatici, ma io invece li adoro. Ho un po' di sangue francese nelle vene e che ce volete fare? Andiamo, comunque si può anche scherzare. Oggi sono i genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 28° giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Abbiamo un premio Nobel come George Bernard Shaw. Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il premio Nobel. Rifiutò di accettare il premio in denaro del suo premio Nobel. Nel 1985 venne pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin e Hobbes di Bill Watterson. A me piaceva tantissimo. Calvin e Hobbes piacevano tantissimo. E poi lutto nazionale per i morti di Nassiriya, e questo è, so che hanno fatto un film, però è un evento che fa ancora più impressione. Io ero ragazzino quando accadde, non ci si rendeva conto all'epoca, nel 78, non era solo una questione di numeri. No, era una questione di numeri, non era una questione di informazioni, contrariamente adesso arrivano con più difficoltà perché arrivava dalla Guayana. Quello che impressiona poi il numero finale, arrivavano numeri alla giornata. Alla fine si suicidarono 913 persone. Era Jim Jones, guidava a Johnstown in Guyana, guidava il Tempio del Popolo e indusse al suicidio 913 persone. Io credo che c'è stato un evento di suicidio di massa, c'è anche il nome, purtroppo non me lo ricordo, credo fosse qui nel Mediterraneo una comunità ebrea, venne assalita dai romani e loro si suicidarono. E so che c'è anche una ricorrenza ebraica per ricordare questo suicidio, ma capite, è un suicidio che avviene collettivo, di massa, che avviene, non so poi la cifra delle persone, quante persone, che avviene in un contesto assolutamente tremendo come quello di una guerra, di un assedio. Qui abbiamo proprio una comunità e a un certo punto vengono indotte queste persone a suicidarsi, 913, 276 bambini. A distanza di quanti anni? 46 anni, è ancora mi impressiona ancora. Uno dei più grandi genetriaco di uno dei più grandi poeti europei del XX secolo, come spiegava bene per Vincenzo Mengaldo nella sua antologia della poesia italiana del Novecento, non è solo un poeta dialettale, sto parlando di Delio Tessa. Allegher, l'Eldì dei morti, Allegher o il morto della Gussona. Potente, esprime potenza la sua poesia, è una sciabola, forse la sciabola e la potenza non sono la stessa cosa, ma è davvero, e la potenza anche se
è un dialetto milanese, ma un dialetto milanese come era dialetto genovese quello di De André, come era dialetto friulano quello di Pasolini. Sono rivisitati, hanno una ricostruzione sintattico-lessicale come la vogliono i loro autori, De André, Pasolini ed Elio Tessa. No? È un tedesco, è un lombardo, è una lingua milanese stracarica di eresi. Non so se Carlo Porto usava così tante dieresi, ho letto qualcosa, non conosco, non mi ricordo più approfonditamente, ma è stata proprio i grandi artisti e le persone di grande cultura come Delio Tessa possono anche plasmare la lingua che vogliono adoperare. Un grande milanese, Gio Ponti, un grandissimo, l'architettura è un cristallo, ha detto, un poeta parmense o parmigiano ehm, che a me piaceva, era sempre nell'antologia per Vincenzo Mengaldo, Attilio Bertolucci, il papà di Bernardo. Presto verrà il tempo arido e melodioso dei papaveri e tu sarai tornata già donna. Mi è piaciuto. Con un Pai Segundo, avete sentito i Buena Vista Social Club, siamo Francisco Muñoz si chiamava, poi abbiamo un campione del bebop che poi insieme a Ornette Coleman ha scatenato il free jazz che a me piace tantissimo, ma magari utilizzeremo in altra sede. Visto che poi abbiamo da farci compagnia anche più tardi, facciamo così. Dai, mettimelo, cuore matto, cuore matto. Te l'avevo scritto? Forse no, non te l'avevo scritto. Cuore matto, Little Tony era il cantante. Dovrebbe essere 2 minuti. Non ce la faccio a non sentirlo. Adesso prego, vai.
Ciao Pierluigi, la Schlein non ha fatto però l'università di giurisprudenza in Svizzera, ma bensì in Italia a Como, dove la madre era rettrice. Chissà se avrà ricevuto qualche aiutino? Ah, saperlo. E questo è Dani da Como che mi dà delle informazioni che non conoscevo. Pensavo avessi studiato in Svizzera, Dani, invece tu mi offri delle informazioni che è sempre utile sapere, perciò ti ringrazio. ehm, E non aggiungo altro, insomma. Tra l'altro posso dirti, Dani, che anche avesse fatto la seconda elementare, avesse il diploma di seconda elementare come fosse ai miei tempi, tu usi il ragionamento, in ogni caso la SLEN non può dire che non c'è, che questa sentenza toglie l'autonomia, il federalismo, piace a dire a me, da questa Costituzione. A maggior ragione, come osservavo io, visto che viene dalla Svizzera, è figlia di miliardari, altissimo borghese, quindi dovrebbe respirare cultura e sapienza a ogni piè sospinto fin da quando era bambina, e io pensavo appunto alla Svizzera, e invece no. E con la madre rettrice, questo proprio non lo sapevo proprio. Questo proprio non lo sapevo proprio, mi viene da dirlo due volte. Dani, grazie. Vedete gli ascoltatori di Radio Libertà. È uno scambio, un flusso di comunicazione reciproco, questo è quello che mi piace, questo mi è sempre piaciuto. Non avviene sempre, ma quando avviene funziona. Andiamo avanti con, secondo me, io adoro Neil Gaiman, Sandman dei fumetti, poi adoro le strisce, adoro i Peanuts. Scusate, ma Woodstock dei Peanuts, il canarino amico di, non so se è un canarino o un passero, o cos'altro, amico di Snoopy, e Snoopy stesso. Insomma, per fortuna il panorama anche la Bonelli amo tantissimo, quelli tradizionali, Zagor, Tex, quelli che erano un po' più la storia del West, amatissima da Sergio Bonelli, e Ken Parker, eccetera, no? E poi il panorama, le Stormtrooper leggendarie, e tanto altro ancora. Ma se devo prendere un fumetto e portarmelo con me nell'isola deserta e me ne lasciano scegliere uno solo, io scelgo The Killing Joke, scritto da Alan Moore, che ha la barbaccia e i capelli come me, ma punta sua, lui è magro, io no. Punta sua, lui è un genio, io no. Ed è un fumetto, cioè Batman, il confronto tra Batman e Joker. Eh, è un fumetto molto potente che difatti nessuno si è azzardato a replicare al cinema, disegnato in maniera sontuosa, perfetta. E auguri al suo autore che oggi compie 71 anni. E poi abbiamo, era impressionante vederlo perché allora sembrava molto più a 1,94 m, 92 kg. Sto parlando di Peter Schmeichel, suo figlio è quello che poi ha vinto il campionato della Premier con il Newcastle di Ranieri. Lui a vederlo era un armadione, perché allora di profilo era un petto così, davanti aveva un petto così, aveva delle gambone, pom, pom, muscolo, non era grasso, non era come me, era proprio tutto ma era, e si buttava, si tuffava con una rapidità, con una velocità che sembrava un gatto, pam pam. Infatti è stato campione d'Europa con la Danimarca inaspettatamente nel 1992, poi vinse una leggendaria Champions con il Manchester United contro il Bayern, quei famosi 2 minuti in cui cambiò il mondo. E Peter Schmeichel, e poi abbiamo un attore un po' mi lascia un po' perplesso, ma ricordiamolo, era tra gli interpreti di
di un bellissimo film che si chiamava I Tenenbaum. Sto parlando di Owen Wilson. Tra l'altro lui ha ricevuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura, perché lui di quel film aveva scritto la sceneggiatura, quindi se non altro per questo, in alto è Sursum Corda per Owen Wilson, che tra l'altro qualche anno fa ha anche tentato il suicidio, quindi Sursum Corda 2 volte. Cosa manca? Adesso io direi di mettere... Senti, mettiamo, e dopo andiamo ai rilevamenti demoscopici. Mettimi Use for Italy degli Squallor, perché ogni tanto la devo sentire per ripassarmi l'umore, per darmi una rinfrescata. Vediamo se parte, sta partendo, sta per partire.
No, Amara Terra Mia alle 13.30. Sì, ma si può anche sentire. Amara Terra Mia la facciamo sentire alle 13.30. Allora, all'epoca, stavo spiegando a Lorenzo, ci avevano francamente impestati. Prima, periodo natalizio con tutti i cantanti inglesi, Bananarama, c'era gli Spandau Ballet, c'era i Duran Duran, c'erano tutti con la canzone di Natale. Tan, 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 pacco. Poi gli americani, gli statunitensi hanno replicato e hanno fatto verso l'estate USA for Africa. E lì c'era Michael Jackson, c'era proprio che compare Stevie Wonder e c'erano tutti. E francamente una cosa di una ipocrisia, di una falsità insopportabile. E poi per fortuna sono arrivati gli Squalo di Toto Savio e non solo, e hanno fatto giustizia. Craxi si incavolò come una biscia perché diceva che se ne dava un'immagine di un'Italia che invece in quel momento stava prosperando, eccetera, eccetera. Fratelli d'Italia 29,6, PD 22,8, 5 Stelle 10,2, Lega 8,7, Forza Italia 8,6, Verdi Sinistra 6,7. E questi sono i sondaggi di termometro politico. Andiamo avanti. Donald Trump, come dicono quelli bravi, ha promesso di fare terminare la guerra in Ucraina. Ci riuscirà? Sì, convincerà la Russia a fermarsi, 44%, e l'Ucraina a accettare il compromesso. Sì, ma secondando le mire di Putin. Favorirà una soluzione ingiusta, un precedente pericoloso e iniquo, 21%. No, è solo propaganda, non ha nessun piano reale, in ogni caso Putin non ascolterà, 21,3%. No, l'Ucraina, appoggiata da alcuni stati europei, vorrà continuare la guerra nonostante le possibili proposte americane, 7,5%. 6,2% non sa, non intende. Questo 7,5% che pensa che l'Ucraina appoggiata dagli europei, non lo so, perché francamente, togliamo via la condivisione, perché francamente gli europei non hanno soldi. Questo è il problema che c'è in questo momento, e non hanno neanche esercito. Vediamo, la cosa migliore sarebbe che finisse la guerra intanto, e dopo Donald Trump ha proposto di espellere tutti gli immigrati irregolari dagli USA. È una soluzione che anche l'Italia dovrebbe adottare. Sì, chiunque non abbia un permesso deve essere espulso, 35,7. Sì, ma solo chi non ha un lavoro, una fonte di sostentamento. Quindi sono favorevoli a espellere tutti gli immigrati, è favorevole il 55,6% degli italiani. Il 43,5 invece no. No, anzi, salvo alcune eccezioni, vanno integrati. No, è iniquo il solo concetto, anzi, solo il concetto di regolare clandestino è iniquo. Credo quello che ha coltellato il capotreno a Genova, l'egiziano, doveva essere espulso proprio perché aveva dei precedenti di violenza, ed è rimasto perché ha fatto appello poi successivamente alla tutela. Se avete visto come ho visto io le foto del capotreno, era impressionante. Io lo davo per spazzato, pensavo morisse perché era completamente coperto di sangue. Se vi va bene che uno subisca certe esperienze, fate i conti con la vostra coscienza. Cosa cambierà nel conflitto israelo-palestinese? Ne parleremo proprio con Silverio Allocca tra poco, con Trump. Trump ha più autorevolezza di Biden per ottenere un cessate il fuoco, 26,4. Trump sarà più deciso di Biden nell'appoggio a Israele, 19,3. Trump sarà esitante come più di Biden, per il 3,8. Essendo un fermo alleato di Netanyahu, Trump sarà ancora più complice di Biden nel massacro dei civili palestinesi, per il 28,6%. Non cambierà molto, per il 17,7%. E gli israeliani ormai non ascoltano nessuno. Il 4,2% non sa. Chiudiamo. Poi qua bisogna avvicinarsi, perché sono già le 29. Elon Musk ha commentato la sentenza dei giudici, lo sapete, ha totalmente ragione per il 41,2%,
interessante. Ha in parte ragione, anche se è un giudizio un po' superficiale, sono situazione complessa 6,8. Ha certamente diritto di esprimersi sulla vicenda come tutti, 9,7. Spero non venga preso sul serio dall'opinione pubblica. Dimostra di essere l'individuo razzista e rozzo che è sempre stato, rappresenta il peggio di internet e dell'imprenditoria per il 40,5. Però quando ha votato Biden o Barack Obama vi andava bene, signorini di sinistra. Poi abbiamo il Meloni, 41,8 favorevole, 57-58 invece sfavorevole al suo governo. Prezzi al consumo sono aumentati su base mensile dello 0,9%, su base annua del più 0,7%. Poi abbiamo commercio con l'estero, abbiamo più 0,3 le esportazioni, sia le importazioni più 1,2, su base mensile più 2,4 verso i paesi dell'area europea. E poi l'ultimo sondaggio, che se si apre è meglio. Elon Musk, gli scontri a Bologna, Eumetra, committente Banijay, e abbiamo allora, la considera quello che ha detto Elon Musk sui giudici: normale opinione politica 39,5, 48,8 vera e propria intromissione, non sa l'11,7. E poi abbiamo gli scontri di Bologna, sì, il fascismo è ancora un pericolo per il 31,8, sì perché esiste un certo tipo di antifascismo violento, 17,7, no perché l'antifascismo 12,6 darebbe un patrimonio di tutti, dovrebbe essere un patrimonio di tutti, no perché i problemi dei cittadini sono altro, 28,5. E poi l'operazione del trasporto di alcuni immigrati in Albania si è rivelata finora un flop. Di chi è la colpa? Principalmente del governo, 58,6, principalmente dei giudici, 20, non sa il 13,4. E poi il voto ai partiti: Lega 29,7, no, una volta, Fratelli d'Italia 29,7, Lega per 8,7, Forza Italia 9,1, e il PD 22,6, 5 Stelle 11,2 e AVS Sinistra Verdi 6,6. Che ritardo, subito all'intervallo e poi fra 5 minuti Silverio Allocca, anche 4 minuti. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci qua, con Oltre la pagina, come promesso vi parliamo chiaramente del conflitto israelo-palestinese, e c'è questo passaggio che tra l'altro io sono grato al professor Silverio Allocca, perché grazie ai suoi articoli, in questo caso sono apparsi sia su OCS.report, che è il nuovo giornale, e tratta argomenti che sono di primissima cronaca, di strettissima urgenza, che vengono un po' trascurati. Per esempio, questo, per carità, sarà anche colpa mia, però non è stato dato, secondo me, al discorso che Netanyahu ha rivolto al popolo iraniano quel peso, quell'importanza, quella rilevanza. E questa è una notizia che io francamente me la sono anche un po' persa, ma sicuramente sarò stato distratto io. Invece il professor Allocca lo ha analizzato e ci sono tanti spunti da cui parlare. Intanto do il bentornato ai nostri microfoni e grazie ancora a Silverio Allocca. Bentornato, professore. Grazie a te, grazie a voi, buona giornata. Allora, parto subito. Secondo te la possiamo catalogare come guerra psicologica, quella di Netanyahu, oppure è un discorso che merita di essere visto in un ambito più complesso? Questo ricordare al popolo iraniano quello che stanno facendo chi li governa. Prego. Allora, diciamo che la situazione attualmente è abbastanza, come dire, caratterizzata da una stasi, nel senso che ci sono state anche le elezioni negli Stati Uniti, il nuovo presidente Trump non è entrato ancora, non ha assunto i poteri, però diciamo la cosa si fa sentire. E il senso del discorso di Netanyahu, che poi tra l'altro si lega anche al discorso che ha fatto Bin Salman, il principe ereditario, di fatto è il facente funzioni del re dell'Arabia Saudita, che si è pronunciato in un certo modo, utilizzando per la prima volta parole forti, ha parlato di genocidio per quello che riguarda le azioni di Israele a Gaza. E addirittura ha parlato di sorellanza con l'Iran, quando fino all'altro giorno si sono tranquillamente odiati amabilmente, e non è un caso che l'Arabia Saudita abbia dato il suo contributo quando in aprile gli iraniani hanno attaccato Israele. Per quello che riguarda Netanyahu, evidentemente è un po' un discorso per certi versi strategico. Non sono stati colpiti i siti diciamo nucleari quando c'è stato l'ultimo attacco, non è stato affondato diciamo, l'attacco verso i siti petroliferi, quindi resta una situazione abbastanza così attendista. Perché tutto sommato molto probabilmente negli Stati Uniti c'è chi aspetta, si attende, che infatti anche ieri circolavano voci che poi in realtà si sono rivelate delle false notizie, si attende un qualche cosa, che qualcosa accada in Iran, anche perché la popolazione è stufa, e che diciamo la situazione sia un po' preoccupante
mette in evidenza un'altra notizia che da noi non è stata ripresa da quello che ho visto, ma sulla stampa russa sì. E praticamente in cosa consiste? E praticamente l'Iran dice che dovrebbero chiedere qualcosa come 1.000 miliardi di dollari di risarcimento a causa agli Stati Uniti, a causa dei danni che il paese ha subito a causa dell'embargo. E questo evidentemente, come dire, è per certi versi una sorta di ammissione di quello che è il danno, ma mette anche in evidenza la necessità, perché tutto sommato una dichiarazione del genere evidenzia anche una debolezza, una incapacità di reagire, di fare fronte a una certa situazione, però mette anche in evidenza la necessità in qualche modo di calmare le acque. Perché? Perché evidentemente la prospettiva, anche semplicemente ventilata, per quanto assurda, perché nessuno gli darà un centesimo, di poter richiedere o poter pretendere questo, diciamo, come dire, alimenta la posizione, il sentimento anti-americano della popolazione e al tempo stesso fa intravedere che chissà per quale miracolo possono giungere dei soldi dagli Stati Uniti come risarcimento per questo embargo. E quindi diciamo in questo senso anche il discorso di Netanyahu è un discorso estremamente, la persona è estremamente abile, lui parla al popolo iraniano, tocca determinati temi che riguardano la possibilità di una convivenza pacifica, non lo dice, ma è palesemente sottinteso il fatto che, come dicevamo anche noi l'altra volta, agli iraniani dei palestinesi non interessa nulla, come non interessa nulla degli arabi, come alla Turchia non interessa nulla dei palestinesi, per quanto si siano presi Hamas, e non interessa nulla degli arabi. All'Iran interessa avere un controllo, essere una potenza regionale in quella zona. E quindi tutto sommato il discorso che ha fatto Netanyahu è: arriviamo a una civile convivenza fino a prova contraria, ci portiamo spartire la torta, pensate a tutti i problemi che ne potrebbero derivare, e sarebbero parecchi se ci fosse un attacco diretto di Israele. Partendo anche Netanyahu da una posizione di forza, perché è cambiato il vento alla Casa Bianca e sicuramente l'appoggio degli Stati Uniti diventa molto più deciso, molto più stabile, consistente. Non dimentichiamo che quando fu presidente Trump, l'attuale presidente Trump, è quello che spostò sostanzialmente l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, il che fece imbestialire gli arabi. Non dimentichiamo anche l'appoggio che diede al principe ereditario della casata saudita quando ci fu il problema dell'omicidio Khashoggi, gli diede una mano notevole, e l'Arabia c'è un rapporto diciamo particolare anche con il principe saudita, che è sempre che non a caso diciamo ha fatto una sorta di inversione a 180 gradi di quella che è la sua apparente politica estera, da una posizione attendista che si affidava semplicemente alla Cina per quello che riguardava l'affrontare il conflitto a Gaza, poi è passato a una posizione completamente diciamo quantomeno inizialmente più attiva, chiedendo la pace, la soluzione dei due stati, eccetera, eccetera, e ultimamente appunto, tra l'altro lo stesso giorno, perché il 12 ha parlato Netanyahu, il giorno 11 aveva parlato Bin Salman, ha accusato Israele. Quando c'è tutta una serie di dichiarazioni, tutta una serie di fatti documentati che mettono in evidenza che sostanzialmente l'Iran è il nemico comune e per antonomasia tanto di Israele
quanto dell'Arabia Saudita, che se non fosse scoppiata la guerra, non ci fossero stati i fatti del 7 ottobre dello scorso anno, avrebbero siglato un patto storico collaborativo. E quindi diciamo c'è questo discorso che lascia intendere che c'è un'attesa per qualcosa che potrebbe accadere, e che diciamo ci sono settori dell'establishment americano, molto probabilmente i servizi segreti, il Pentagono, che si augurano che accada, probabilmente perché hanno informazioni adeguate a riguardo, e ci sono altri settori, quelli diciamo che sono probabilmente più vicini a Trump, che sarebbero per un'azione immediata. Diciamo che la posizione attendista è quella migliore. Nel frattempo, volevo capire, scusami, ti interrompo. Volevo capire anche un quadro, no? Perché tu qualcuno potrebbe anche interpretare come dimostrazione di debolezza il discorso di Netanyahu, altri no. Ma allora gli elementi sono: purtroppo in Occidente sta dilagando l'antisemitismo, e questo chiaramente è una notizia è una difficoltà per Netanyahu per ovvi motivi. Al tempo stesso lui mi sembra che il conflitto lo stia dominando e che stia facendo quello che vuole, nonostante tutto. Poi una dimostrazione di forza enorme quando ha fatto fuori i capi, li ha fatti fuori proprio mentre erano in bagno ancora un po'. Cioè la dimostrazione incredibile, no? Cioè chi si mette contro Israele davvero sa che a me veniva una brutta parola, perché francamente quell'estremista islamico che aveva ucciso i 2 riservisti e che era stato restituito, era stato catturato prigioniero ed è stato restituito, poi a distanza di 20 anni lo hanno fatto fuori. Quindi anche una dimostrazione che impaurisce, credo, così ho letto. Ecco, quindi com'è la posizione di Netanyahu alla luce anche di questo suo discorso, che personalmente mi è sembrato anche comunque molto lucido, molto, molto efficace, molto, molto legato alla prassi, alla pratica, quasi al vivere quotidiano, di fronte al morire quotidiano. Ma diciamo che Netanyahu sicuramente, quindi al di là delle partigianerie, è un personaggio che è piuttosto astuto. Noi in Occidente facciamo molta difficoltà, io lo vedo anche sulla stampa non solo italiana ma anche europea e talvolta anche ad oltreoceano. Noi facciamo molta fatica a capire quello che succede in Medio Oriente, perché abbiamo una mentalità che è completamente diversa. Noi abbiamo una mentalità molto più elementare per certi versi. Mentre lì quello che viene detto non necessariamente è ciò che si ascolta, si sente. C'è una situazione in Medio Oriente per cui non ci sono effettivi alleati, ci sono semplicemente dei rapporti che, se vogliamo, possono essere tribali fra le diverse entità che gravitano. E 2 paesi si possono trovare ad essere nemici su un versante e alleati su un altro, contemporaneamente, il che rende abbastanza complessa un'analisi della situazione, perché dipende di quale tema stiamo effettivamente parlando. Quindi il discorso di Netanyahu, lui preoccupato lo vedo ben poco, più per le questioni sue giuridiche che altro, e sinceramente anche dare molto... c'è una certa rilevanza, sicuramente questa esplosione dell'antisemitismo è un qualche cosa che però tutto sommato è un risveglio che è stato, credo, fomentato abbondantemente da elementi jihadisti, dai propagandisti locali. Poi ci si sono inseriti anche, elementi o movimenti della sinistra, dell'ultrasinistra,
che quindi hanno appoggiano perché sognano le rivoluzioni, ma come ho detto altre volte non ci si rende conto di quella che è la realtà di oggi, che non è quella degli anni 70. La realtà di oggi è quella dei TikToker, è quella delle persone che vanno in piazza con i cappellini a foggia di testa di sardina mozzata, quelli che danno credito ai pentastellati, quelli che seguono l'Ashline, quelli che seguono, consentimelo, anche certe sparate di come si chiama, il leader della Lega, di Salvini, che si peritava di saltare ai raduni in Lombardia col bicchiere in mano, chi non salta un terrone, eccetera, eccetera. Cioè, questa è l'Italia oggi. Che il fenomeno sia preoccupante per coloro che vivono qui è sicuramente un dato di fatto. Che questo possa costituire una preoccupazione per Netanyahu, no. Anche perché tutto sommato si trova per certi versi supportato nella sua politica, perché alla fine diventa lo Stato di Israele diventa il punto di riferimento per tutta la comunità ebraica europea e mondiale. Cioè, tenete presente che qualsiasi cosa vi possa succedere là dove dimorate, qui avrete sempre una casa. Quindi tutto sommato, sinceramente, gli stanno dando un aiuto, casomai coloro che stupidamente stanno rispolverando un determinato tipo di sentimenti, e che lui accetta di buon grado. Guardandosi poi nello specifico, e quindi questo discorso non è stato una dimostrazione di debolezza, ma tutt'altro, quando lui si mette nella condizione di poter attendere, però alla fine velatamente fa una minaccia che si legge fra le righe. Cioè, tenete presente che se voi partite con un altro attacco e io vi rado al suolo gli insediamenti petroliferi, di chi vivete? Di agricoltura. Cioè, quindi diciamo che è un discorso che avrebbe meritato maggiore attenzione, e invece è stato considerato da chi l'ha preso in esame come una boutade, è stato giudicato molto negativamente, e ci si è sprecati, a maggior parte si sono sprecati in giudizi e espressioni al vetriolo degne di miglior causa, ma non, ripeto, per una questione di simpatia o antipatia o altro, semplicemente andando a vedere quelli che sono i fatti. E non è un caso che dall'Iran è arrivata notizia che hanno deciso di ritardare la loro azione, la loro reazione, il loro attacco a Israele, il che vuol dire che forse determinati discorsi sono stati recepiti, che forse c'è una situazione di preoccupazione in Iran. Quindi diciamo tutto al momento, come dire, galleggia sulle onde in attesa di vedere quale piega potrebbero prendere gli eventi. Sempre che Biden non ne tiri fuori un'altra come quella che ha combinato, ma questa è un'altra questione, autorizzando gli ucraini, le forze armate ucraine a utilizzare le armi a lungo raggio per colpire più in profondità la Russia, cosa che non ha fatto fino adesso. Che abbia preso la decisione lui o chi per lui non si sa. Questo volevo proprio approfittare di te, perché sta facendo scalpore questa decisione. Addirittura Donald Trump Jr. ha accusato Biden di voler scatenare la terza guerra mondiale. Che mossa è questa di Biden? È davvero così pericolosa? Ma diciamo che penso che alla fine, a fronte di a parte il fatto che dubito che sia Biden che stia prendendo le decisioni, perché a questo punto il problema è chi piglia le decisioni per Biden. Sicuramente non è la vicepresidente, perché ha dimostrato di capirci poco o nulla e ha portato il partito al disastro totale elettorale. Lui lo abbiamo visto in che condizioni si trova.
probabilmente qualcuno dietro dell'entourage legato alle varie lobby che trattano armi e quant'altro può avere in qualche modo influenzato una decisione di questo genere. Però dubito che si possa arrivare a una terza guerra mondiale, perché dall'altra parte effettivamente non c'è uno stupido. Piaccia o non piaccia, Putin non è uno stupido, non gli conviene minimamente. Colpiranno, ma deve semplicemente attendere. E proprio stamattina ho avuto un paio di telefonate con amici che sono in Ucraina, nella zona anche di Odessa, quella che è stata recentemente colpita, che dicono sinceramente qui siamo stufi della guerra e sembra che non si voglia far finire questa guerra. Il motivo: nessuno vuole venire a combattere qui, nessuno ha intenzione di allargare il conflitto e noi dobbiamo continuare a combattere. Per cosa? Perché la possibilità di vincere, se ne sono resi perfettamente conto, non c'è sul campo, a meno che non si intervenga in modo diverso, cosa che nessuno vuole fare, in primis gli Stati Uniti, e oltretutto questa decisione di Biden sembra una mera idiozia. Attacchi più in profondità e poi stamattina nella zona di Odessa e nelle altre zone che sono state colpite non hanno elettricità, quindi bisogna anche scendere coi piedi per terra. Capisco che gli europei facciano certi discorsi, anche perché tutto sommato ci hanno messo la faccia e attualmente dovrebbero anche rispondere all'elettorato di quello che hanno combinato, spendendo e sprecando denaro inutile e caldeggiando una guerra che non avevano intenzione di combattere, che speravano che qualcun altro vincesse con le loro elemosine. Quindi diciamo dal punto di vista strategico è una stupidaggine, perché se si aspetta che Putin reagisca andando a scatenare la guerra, praticamente l'ha già dimostrato in più occasioni. Che gli ucraini abbiano voglia di continuare la guerra, sì, forse Zelensky perché si deve parare le chiappe per quello che per come si è compromesso, diciamo, con gli inglesi e gli americani, e chi altro? Quindi è una follia quella che è stata fatta, non ravvedo la logica. Poi non ho la sfera di cristallo e quindi però dubito che ci sarà un conflitto. Certo. Non è successo, non c'è stato un attacco massiccio quando sono entrati a Kursk, figuriamoci se ci sarebbe adesso. E noi invece adesso siamo alle conclusioni, abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio ancora il professor Silverio Allocca e a risentirci presto, professore. Grazie a voi e buona giornata. Allora andiamo verso l'intervallo, visto che questa è Radio Libertà, bisogna fare anche una precisazione. Lo spirito del professor Allocca era indirizzato in una certa maniera, quindi assolutamente. Storicamente dobbiamo però riportare i ricordi a quello che accadde veramente nel 2011, quando Salvini era segretario della Lega Lombarda, quindi non era né ministro, non aveva incarichi di governo, e la sera prima di Pontida, insieme ad altri giovani dei giovani padani, sto parlando di 13 anni fa, dormiva in tenda anche lui, quindi sapete, tra i giovani si beve qualche birra, si scherza, e qualcuno intonò un coro che è tipico dei tifosi milanisti quando a San Siro arriva il Napoli. Mi risulta che anche i tifosi interisti, forse addirittura i tifosi juventini, abbiano questo coro antinapoletano. Posso dirvi, quindi non è stato detto in un contesto ufficiale ed è stato carpito da un filmato di un personaggio che doveva fare la tesi sulla Lega, quindi carpito in un contesto particolare. Se vi vengono a fotografare mentre fate la cacca, probabilmente fate brutta figura anche se siete dei santi. E poi c'è un punto anche da dire: discriminazione territoriale. Sono stato accusato più volte, perché io non ammetto che si usi, fin dal 2005 quando sono arrivato, non ammetto che si usi il termine terrone, eccetera, eccetera. Però lì è una questione molto calcistica, perché da anni, dai tempi per esempio dello scudetto del Milan di Sacchi, mi sono arrivate testimonianze. Un amico napoletano che era cresciuto in Friuli, tifoso del Milan,
mi raccontava che quel famoso 3-2 che poi portò lo scudetto al Milan, 1988, ai tifosi del Milan che si trovavano sotto la curva di quelli del Napoli, mi ha detto che pioveva, scusate, è ora un'ora un po' delicata, piovevano piscio e topi. E io, siccome ho provato un senso di schifo terrificante, non ho neanche chiesto se i topi erano morti o vivi. Quindi facevano vedere, come si chiamava, Necco, che salutava, complimenti, applausi. Sì, dalla tribuna applausi al Milan, ma dalla curva piscio e topi. E questo poi me l'hanno detto anche più volte nell'arco della vita. È successo di raccontare queste cose, di avere riscontri da parte dei tifosi della Juve come Lorenzo e dell'Inter quando andavano a Napoli. E sia da parte di tifosi di Juve e Inter del nord, sia da parte di tifosi di Juve e Inter meridionali, che magari però vivevano qua e andavano. Quindi un contesto assoluto che è stato usato come un mantra, ma che non c'entra nulla con quello che questo mantra vuole contrabbandare. È una fake, possiamo dirlo. Questo non è una difesa d'ufficio, ma giocando in casa qui bisogna anche mettere i puntini sulle i quando è necessario farlo. Non so se sia necessario, non so, per carità, sono cose ormai di 13 anni fa, ma comunque mi sembrava giusto e opportuno puntualizzare. Scusate la pignuoleria. Intervallo, anche adesso altri 2 minuti di sforo. Mamma mia, Vincent mi massacra. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci, questi erano gli Squallor, il mitico Pierpaolo. Ma adesso torniamo sulla terra con argomenti assolutamente seri, con qui Parlamento. Grazie a Lorenzo il Magnifico possiamo farvi ascoltare un contributo che arriva direttamente dalla Camera, da Montecitorio, e ascoltiamo Simonetta Mattone. Poi nella seconda parte di questa secondo tempo di Oltre la pagina abbiamo anche il Segui la Lega. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora, questo testo che ci accingiamo ad approvare estende l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, lo estende al personale che svolge servizi di sicurezza, oltre ad introdurre una nuova fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario commesse con violenza o minaccia. La reclusione è prevista da 2 a 5 anni. Chi sono gli esercenti la professione sanitaria? Chiunque svolga attività ausiliarie, ma abbiamo pensato anche a chi svolge servizi di sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere. Sono norme specifiche. Perché c'è voluta questa legge? Perché gli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario e parasanitario sono tantissimi. Le cronache ce lo raccontano, però un dato positivo c'è, che non si è creata assuefazione sul tema dal punto di vista, come dire, del sentire collettivo, ed ogni volta che gli organi di informazione ci danno notizie di questo, inorridiamo. E ogni episodio è accompagnato da una grandissima richiesta popolare di intervento. Allora, la filosofia di questo intervento è che è un male che va debellato con la forza, non per una visione panpenalistica della società, così cosa che viene costantemente rimproverata dall'opposizione, peraltro storicamente manettara a noi, ma e nemmeno per una visione super giustizialista, ma per un motivo molto semplice, perché questo ce lo impone l'ordinamento, e cioè a situazioni giuridiche diverse particolari e specifiche, devono corrispondere risposte che lo Stato dà, assolutamente particolari, speciali e specifiche. Vorrei soffermarmi un attimo sul problema degli investimenti nel settore della sanità, che io considero una delle più grandi fake news che circolano, per un motivo molto semplice, perché non per dare i numeri, ma semplicemente andando sul sito del Ministero della Sanità e guardando la voce Fondo Sanitario Nazionale, io leggo che nel 2014 lo stanziamento era di 109 miliardi e 902 mila euro, e nel 2024 è di 134.015. Nel 2025 sono previsti 136 miliardi e 480 milioni, nel 2026 140 miliardi e 600 milioni di euro. Questo cosa vuole dire? Che non è vero questo che costantemente si sostiene, che in Italia ci sono stati tagli alla sanità. O mi si dimostra che quella tabella che ho letto è falsa, oppure, come dire, se qualcuno ha qualcosa da dire, taccia per sempre. Ciò non accadrà, la mia è meramente, come dire, un auspicio. È vero però che nei prossimi 10 anni servirà il 30% dei medici in più, e quindi avremo necessità di un turnover, e serviranno 19.600 infermieri. Quindi noi siamo assolutamente consapevoli dei limiti di questa situazione, che però è una situazione grave alla quale si sta cercando di porre rimedio, e queste norme rientrano pienamente nella politica criminale di questo governo, mantenendo rigore dal punto di vista sostanziale e garantismo dal punto di vista processuale. Ora,
Noi dobbiamo dare delle risposte e dobbiamo imporre con norme severe il rispetto del lavoro. Io ho sentito 5 minuti fa una frase che mi ha inorridito, e cioè che è normale che gli utenti della giustizia, scontenti o in qualche modo trattati non come si deve, hanno il diritto di aggredire i medici. Ma vi rendete conto? Andatevi a prendere lo stenografico domani e sentite che cosa è stato detto in questa aula, e cioè che è comprensibile. Ma come comprensibile? Qui siamo, secondo me, proprio oltre. Allora, le aggressioni si verificano e si moltiplicano per le innegabili problematiche del Servizio Sanitario Nazionale, ma si moltiplicano anche per la garanzia di impunità che finora ha accompagnato queste condotte. È un problema generalizzato, ma dotato di una sua specifica gravità, perché le condotte incriminate sono rivolte verso chi cerca di salvare vite umane e quasi sempre in situazioni emergenziali. Ora la garanzia di impunità verrà annullata dalla possibilità di arresto in flagranza, e vabbè, ma dall'arresto in flagranza differita, ovvero basato su video, ovvero basato su fotografie, e l'arresto potrà essere eseguito nei confronti di chi si è dato la fuga oppure per motivi di ordine pubblico non poteva essere arrestato in quel frangente. E quindi questa diciamo così, previsione copre larga parte degli accadimenti che si verificano. E la prevenzione si fa anche e soprattutto con questi strumenti. Si tratta di un provvedimento molto importante che avrà un effetto deterrente, portando finalmente rispetto verso chi sceglie di lavorare nel pubblico, quindi facendo una scelta professionale precisa al servizio del prossimo, una scelta dativa nei confronti dell'altro, e il quale fino a questo momento ha dovuto, persone che fino a questo momento hanno dovuto mettere tra i rischi professionali anche la propria incolumità fisica. Quindi è un impegno mantenuto, come ha affermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, e voglio poi sottolineare la procedibilità di ufficio di questi reati, sollevando le parti lese dall'onere della denuncia. Oggi ho sentito altre aberrazioni giuridiche, che in realtà queste norme dovrebbero essere per la tutela delle parti procedibili a querela. Quindi il medico o l'operatore sanitario o il poliziotto di turno, oltre a essere stato massacrato di botte, deve assumersi anche l'onere di sporgere denuncia, esponendosi quindi anche con nome e cognome a possibili rappresaglie. Io capisco che l'opposizione deve fare l'opposizione, però quando c'è una norma davanti deve leggere e deve capire. La procedibilità di ufficio è un gesto di civiltà. Nel 2023 ci sono stati 16.000 episodi e il sistema di videosorveglianza porterà a stroncare tutto questo. Il rapporto medico-paziente va riportato in un ambito di normalità, senza dimenticare, e mi corre l'obbligo di farlo, gli episodi omicidiari nei confronti degli psichiatri, che sono le prime dimenticate vittime della sanità di questo paese. Il discorso sui pazienti psichiatrici, su quello che in questi anni è stato fatto anche di aberrante culturalmente nei loro confronti, non tutelando familiari e medici, ci porterebbe lontano, ma questa norma servirà anche a coloro che sono impegnati nei centri di salute mentale, perché avranno uno strumento in più per combattere le aggressioni in loro danno. Quindi convintamente dichiaro il voto favorevole della Lega in ordine a questo provvedimento. Grazie. Grazie onorevole. Qui Parlamento.
sit here alone and I wonder why. E lasciamo una King Wild di qualche anno fa, e lasciamo qui Parlamento e andiamo verso Segui la Lega. Allora, avevo visto un messaggio, vediamo un po'. Ecco qua, c'è questo ascoltatore che ha mandato un video con consiglio di voto, non posso farvelo vedere, tra l'altro le urne sono ancora aperte, vi ricordo che dopo le 15 la radio darà luogo a una diretta, tutto il voto minuto per minuto, le chiamo io di solito, e poi abbiamo due interventi di, credo sia un ascoltatore. Leggo un'informazione del Corriere della Sera: ladro ferito dalla polizia dopo un furto, ottiene 480.000 euro di risarcimento. Per fortuna dopo 6 anni non gli hanno ancora versati. Spero che gli facciano aspettare altri 480 anni. Cari giudici, al contrario, ma un poliziotto ferito riceve lo stesso tipo di indennizzo? Ovviamente no, anche perché spesso e volentieri il farabutto risulta nulla tenente. So che la Lega stava portando avanti delle leggi, per esempio, per impedire che addirittura i parenti chiedessero il risarcimento, però adesso non sono in grado di essere più preciso, confesso e professo ignoranza. Qualcosa so che era stato comunque, perché chiaramente anzi, credo questo ascoltatore non nemmeno commenta, c'è la notizia che si commenta da sola, che chiaramente
è una bestialità. Regionali Emilia Romagna e Umbria 2024, si vota fino alle 15, quindi avete ancora 36 minuti se non lo avete fatto. E questa è l'apertura dell'ANSA. Biden ha autorizzato l'uso degli ATACMS solo nel Kursk. Trump Jr. Biden vuole la terza guerra mondiale. È una notizia anche che discutevamo, che avevo sottoposto l'attenzione di Silverio Allocca poco fa. Regionali in Emilia, questa è l'apertura del Corriere, il sì di Biden. Pensioni, TFR in azienda o nel fondo, cosa cambia col silenzio assenso, cosa conviene. Inala gas esilarante da un palloncino, 26enne muore durante la festa del suo compleanno. Mamma mia. E poi vediamo, so che sì, eccolo qua. Ma pensavo avessero cambiato di più. Avevo letto che ci sarebbe stato da oggi è stato più una rinfrescata che un rinnovo del sito di Repubblica, che comunque è sempre fatto bene, cioè poi sui contenuti non siamo d'accordo ovviamente, ma è un sito fatto bene. Fondazione Cecchettin vuol ditare la lotta al patriarcato e ideologia, più immigrati, più abusi, te pareva? Sì, è vero, però loro non so perché l'hanno messo insieme a Fondazione Cecchettin. E poi abbiamo anche qui il voto. Dago Spia, vediamo il mio giornale online preferito cosa scrive. C'era la frase di Vittorio Cecchigori, perché deve aver scritto un libro e ha detto a Berlusconi: se gli davi il dito ti portava via anche il culo. Questa è la frase di Cecchigori che ho preso al volo. Il TFR è mio, lo gestisco io. Il governo vuole dirottare il TFR dei lavoratori nei fondi pensione. I dipendenti saranno chiamati a esplicitare se lasciare in azienda il proprio trattamento di fine rapporto. In caso di non scelta scatterà il silenzio assenso. Il gruzzoletto sarà versato in automatico nelle casse dei fondi pensione, e non si potrà più tornare indietro. L'obiettivo è rafforzare la previdenza integrativa per i più giovani. E questo andiamo ridendo, scherzando. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te la Pellegrina, segua te la Marciana. Legaonline.it, questo è il sito, scritto legaonline.it. Tutte le cose che si possono fare ve le elenco ora. Abbiamo la possibilità di firmare, di sostenere Matteo Salvini. Firma anche tu, hashtag io sto con Salvini. Fai sentire la tua voce. Difendere i confini non è un reato. L'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Stiamo parlando del processo Open Arms, e voi, come sapete, lo ricordo sempre, 20 dicembre la sentenza. Poi abbiamo il calendario delle feste della Lega, sicuramente oggi è lunedì, ma intanto cominciamo a pensare a cosa fare il fine settimana. E poi il tesseramento. Ma allora è molto facile iscriversi alla Lega, anche da questo sito si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà infine recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando ampi, profondi, sinuosi, insinuanti, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo il gesto di autodeterminazione civica, io lo chiamo così, il D43, il 2 per 1000, sono soldi nostri, ma lo Stato se li tiene lui, però possiamo almeno dirgli dove spenderli. Questo lo possiamo fare come? Scrivendo nella dichiarazione dei redditi, nel 2 per 1000. In questo caso, questo è un redazionale della Lega, quindi noi molto
felicemente vi indichiamo la Lega, il sostegno per la Lega, che si traduce in D43. Il tuo sostegno vale 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Europa in Italia. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E infine vediamo se non ci sono, non vedo apparizioni radio. Vediamo tutti gli appuntamenti, se ce ne sono di nuovi, le apparizioni radio televisive degli eroi della Lega sui politici. Non ci sono al momento, non ce ne sono, quindi sicuramente arriveranno nuovi aggiornamenti di cui vi daremo conto nel proseguo delle trasmissioni di Radio Libertà, che adesso va all'intervallo 14:30. Sono puntuale, Ale. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Ecco, allora riprendiamo oltre la pagina su Radio Libertà e ve l'avevo detto, parliamo è stata un'anticipazione, un comunicato stampa della consulta che ha bocciato 7 punti dell'autonomia differenziata. Io, viaggiando terra a terra, ho chiesto anche quando diciamo, gli ho telefonato al professor Stelio Mangiameli, terra a terra ho chiesto: ma è 1x2? E bisogna, insomma, è una situazione da vedere punto per punto. Allora, intanto io saluto e ringrazio il professor Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale. Bentornato e grazie per la sua disponibilità, professore. Grazie a voi per avermi cercato. Allora, professore, io leggo i giornali, ognuno tira, diciamo, l'acqua al proprio mulino. L'opposizione dice scardinata, l'autonomia differenziata non si fa più. Invece il governo, da Calderoli, dice no, è rimasto comunque l'articolo 116.3, non è stato toccato, quindi il principio autonomista questa legge lo può portare avanti. In sostanza ci sono 7 punti e mi sembra che, da quello che si è potuto capire da questo comunque fatto benissimo dal mio punto di vista comunicato stampa, la consulta ha preso, diciamo, ha osservato che non viene rispettato il Parlamento, si scavalca il Parlamento e ci sono quindi situazioni che potrebbero provocare anche dei malfunzionamenti addirittura. Allora, posto che bisogna leggere le motivazioni, posto che gli elementi sono pochi per me, figuriamoci per un professore come Stelio Mangiameli che studia sui libri e quindi necessita assolutamente di informazioni per poi formare un giudizio. Ma io non gli chiedo neanche un giudizio, gli chiedo, perché non ci sono gli elementi, ma un parere. Intanto, professore, io ho fatto la domanda a terra 1x2 e poi lei si aspettava che la consulta diciamo arrivasse a queste conclusioni o si aspettava qualcosa di diverso? Prego. Ma allora, andando con ordine, la Corte ha detto una cosa importante in merito alla legge nel suo complesso, e cioè che non si può abrogare questa legge nel suo complesso e non si può nemmeno dichiarare totalmente illegittima nel suo complesso. Presumo, perché ancora non ho letto la motivazione, che la Corte abbia finito col ritenere la legge Calderoli come una legge costituzionalmente necessaria per far funzionare l'articolo 116,3 della Costituzione. Il fatto che sia costituzionalmente necessaria non vuol dire che il contenuto della legge sia costituzionalmente ineccepibile. Quindi ci vuole una legge dal punto di vista costituzionale, il contenuto può variare in base alla discrezionalità, ai campi discrezionali affidati al legislatore statale. Questo sembra percepirsi, per cui la legge rimane nell'insieme. Poi vi sono una serie di punti che sono stati dichiarati incostituzionali e in buona sostanza, come lei ha già annunciato ai radioascoltatori, si tratta essenzialmente di una rivalutazione del ruolo del Parlamento rispetto al rapporto tra il governo e la giunta regionale, per cui il Parlamento, dovendo approvare la legge, le singole leggi che consentono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle singole regioni, può intervenire nel merito del contenuto di queste leggi e delle intese, delle singole intese assunte dal governo e dalla giunta regionale. E questo è un punto importantissimo perché sposta l'asse della decisione politica dal governo al Parlamento. E in effetti questa critica, diciamo tra virgolette,
la si deve ritenere fondata. Sia il vecchio disegno di legge di Boccia, da cui ha preso lo spunto il disegno di legge Calderoli, sia il disegno di legge Calderoli, erano troppo orientate sul governo e svalutavano il ruolo del Parlamento, limitandola semplicemente a una legge meramente formale, cioè il Parlamento o approva o respinge, ma non può entrare nel merito. A parte questa seconda considerazione sulla centralità del Parlamento, gli altri punti essenziali presi in considerazione che emergono dal comunicato stampa riguardano la circostanza che, anche chiedendo ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, la regione che ottiene questa legge fa comunque parte dell'insieme della Repubblica, per cui le singole leggi non possono determinare squilibri rispetto alle politiche nazionali e rispetto al principio di unità della Repubblica e la partecipazione in modo particolare di tutte le regioni agli obiettivi di finanza pubblica. Quindi l'autonomia di ciascuna regione non può distorcere l'insieme finanziario, e questo è importante per il finanziamento delle funzioni trasferite alla singola regione, non può distorcere l'insieme del bilancio delle funzioni pubbliche. Detto questo, la legge rimane pressoché identica, non ci sono altre variazioni particolari. La Corte nel comunicato stampa sottolinea che vanno considerate le disposizioni in un quadro sistemico, disposizione della legge Calderoli, in un quadro sistemico che la Corte definisce costituzionalmente orientato. Cioè, se una disposizione della legge Calderoli può avere più interpretazione, l'interpretazione da prediligere è quella che ubbidisce meglio al quadro costituzionale nel suo insieme, al nuovo titolo quinto nel suo insieme. L'unico punto finale, che è anche questo mi pare corretto, la Corte ha alla fine censurato l'ipotesi che questa legge, la legge Calderoli, possa essere utilizzata, e con esso il 116 terzo comma, possa essere utilizzato dalle regioni a statuto speciale. Perché giustamente, e questo convince in pieno, le regioni a statuto speciale hanno uno statuto speciale e hanno una procedura ad hoc indicata dall'articolo 10 della legge costituzionale numero 3 del 2001, con cui modificare il proprio statuto. Quindi le funzioni e le autonomie speciali devono passare attraverso quel procedimento e non il procedimento della legge Calderoli, che è riservata esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. Questo è il quadro delineato dal comunicato stampa. Poi dalla motivazione potremo apprendere ulteriori dettagli. Ecco, guardando ancora un po' il quadro generale, c'è la questione dei LEP, no? Per esempio, non si può stabilirli per DPCM come faceva Conte ai tempi del Covid. Sì, ecco. Di questo ci eravamo già accorti prima. Tenga conto che io faccio parte, insieme ad altri colleghi, del comitato LEP, no? Del comitato che ha dovuto procedere all'analisi della legislazione delle materie per definire i LEP. E di questo ci si era resi conto ampiamente, tant'è vero che sono state censurate, diciamo così, i passaggi intermedi, perché la legge ha previsto che non con atto amministrativo o con DM potevano essere fissati, o con DPCM potevano essere fissati i LEP, ma semplicemente con atti avente natura legislativa sulla base di una delega conferita dalla stessa legge, no? Questa procedura. Dopodiché la legge Calderoli
prevedeva delle tappe intermedie di determinazione delle, non solo la legge Calderoli, ma anche la legge finanziaria del 2022 e del 2023. Prevedeva queste tappe intermedie in cui si salvava sostanzialmente la determinazione con DPCM e poi si aspettava il passaggio dal DPCM al decreto legislativo. La Corte ha detto che questo passaggio intermedio è illegittimo e che occorre che quindi i LEP dovranno essere determinati esclusivamente con norma di rango primario, ancorché di tipo governativo sulla base di una delega legislativa. Questo è ovvio perché l'articolo 117, comma secondo, lettera M, che è quello che prevede la determinazione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, è una riserva di legge statale e quindi tutti gli atti di natura diversa, di natura amministrativa o regolamentare, sono inidonei a fissare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. In questo la lettura della Corte è stata coerente col dettato costituzionale e diciamo così, la piccola fuga in avanti determinata dalle norme della legge finanziaria 2023 sono state dichiarate illegittime, è stata dichiarata illegittima, pur nell'insieme salvando il lavoro che è stato fatto per la determinazione dei LEP, solo che anziché andare in Consiglio dei Ministri e poi essere determinati con DPCM, dovranno seguire un iter diverso perché dovranno essere determinati con decreti legislativi, con dei decreti legislativi. E quindi ecco, sposterà qualcosa, ma non molto. Allora, andiamo con ordine, perché la domanda ultima è che tempi ci si può aspettare adesso innanzitutto, se ho capito, c'è tutta la possibilità di correggere e quindi di ripristinare, di riprendere questa legge. Vorrei capire anzi, questa è la prima domanda, i tempi, poi le faccio l'ultima su quell'invitato di pietra che è il referendum. Ecco, si può grosso modo, è vero che abbiamo la burocrazia, abbiamo tante cose, indicativamente si può prevedere. La domanda, professore, qui giochiamo, insomma, siamo parte un po' in causa. Questa autonomia differenziata la vedremo per la fine di questa legislatura o dovremmo aspettare quella successiva? Allora, andando con ordine, la Corte ha invitato il Parlamento a colmare i vuoti che lei ha creato, perché con l'annullamento delle disposizioni si sono creati dei vuoti che, diciamo così, forse non consentiranno, bisognerà poi leggere attentamente quali disposizioni e quali parole sono saltate della legge, che non consentirebbero alla legge di funzionare, per cui è necessario un intervento del Parlamento e per quello che io so il gabinetto del ministro Calderoli è già all'opera per presentare un disegno di legge che dovrebbe colmare questi vuoti. E questo è il primo profilo, e colmarli in modo conforme alla sentenza, alla pronuncia della Corte Costituzionale. Secondo profilo, i LEP dovranno essere determinati con decreti legislativi e diciamo che i materiali sono elaborati dal Comitato LEP, sono a disposizione del governo per predisporre gli schemi dei decreti legislativi che dovranno avere un certo iter, perché ogni decreto legislativo dovrà acquisire il parere della conferenza Stato-Regione e il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. E acquisiti questi pareri, il governo potrà deliberare il decreto legislativo in via definitiva. E questo prenderà del tempo, ma non tanto come si può pensare, perché il contenuto di questi decreti legislativi ha un carattere eminentemente tecnico. L'individuazione dei livelli essenziali è un profilo tecnico, questo è un profilo tecnico.
Dopodiché la Corte ha detto che intanto le materie non LEP possono essere trasferite tranquillamente e a mio avviso anche le materie che avevano già determinato come governo del territorio, che avevano già determinati per legge i livelli essenziali, perché c'erano alcune materie in cui il legislatore era intervenuto e aveva definito i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi per tutte queste materie si può già procedere. Per quelle a cui si definiranno i LEP, penso che occorreranno, dopo che il legislatore è intervenuto, all'incirca 6-7 mesi, quindi fra un anno questi tempi, potranno essere negoziate tranquillamente le intese per poter fare il trasferimento delle funzioni. Resta l'ultima questione, che è quella della capacità di bilancio, del bilancio dello Stato, di trasferire queste funzioni concretamente, perché bisognerà prevedere uno scorporo dal bilancio dello Stato di quote finanziarie da attribuire alle regioni che chiedono in concreto determinate funzioni, per consentire a queste regioni, una volta ottenuta l'intesa e la legge da parte del Parlamento, di avere le risorse in grado di consentire l'esercizio concreto delle funzioni. E io penso che il 2025 possa essere l'anno della svolta e poi nel 2026 si potrà approvare le singole leggi per ogni regione che attribuisce le competenze, limitatamente a quelle somme di bilancio che verranno messe a disposizione. L'altra domanda era il quesito referendario. A questo punto, anche lì, ma bisognava leggere le motivazioni, però l'indirizzo che ho letto, vari pareri, dicono che sarà... Allora, per astratto potrebbe tenersi lo stesso, quello che ho letto io in sintesi sui giornali. Per astratto potrebbe tenersi lo stesso il referendum, ma probabilmente quello che dice la consulta va a cancellare la ratio dei quesiti stessi. Grosso modo è quello che ho letto. Lei cosa ne pensa, professore? Allora, è probabile che le censure che la Corte ha effettuato con la sua sentenza, gli annullamenti che ha creato di alcune disposizioni, possano avere cancellato i quesiti referendari. Come è probabile che alcuni quesiti referendari si potranno trasferire sul nuovo testo della legge una volta che il Parlamento è intervenuto. Quello che è certo è che non si potrà tenere un referendum abrogativo dell'intera legge. Questo è certo, perché la premessa da cui ha preso posizione la Corte Costituzionale, e cioè che la legge in toto non può essere dichiarata incostituzionale, vuol dire anche che la legge in toto non può essere abrogata per via referendaria. Individua un limite anche al referendum abrogativo. Quindi questo bisognerà capire se c'è la possibilità o meno di trasferire sul nuovo testo i vecchi quesiti, o anche, non dovrebbe meravigliare, se i promotori intendono proporre abrogazioni delle nuove disposizioni varate dal Parlamento, perché il corpo elettorale può lavorare indipendentemente anche dal Parlamento. Allora, siamo in chiusura, abbiamo un minuto. Una mia curiosità, professore. Mi domando, si poteva prevenire, cioè chi ha scritto questa legge poteva prevenire gli interventi della consulta? C'è un tentativo, anche una, secondo me anche legittima forzatura politica, oppure la materia si può prestare diciamo a interpretazioni per cui uno pensa, costruisce una legge secondo una determinata direzione, ma poi trova chi la pensa diversamente. Che idea si è fatto, prof? Da questo punto di vista non c'è dubbio che il 116 terzo comma era a terra ignota,
per tutti. C'erano una serie di contributi da parte della dottrina, peraltro con due orientamenti profondamente diversi. Alcuni ritenevano addirittura non necessaria una legge di attuazione del 116 terzo comma, e infatti il governo Conte 1 aveva proceduto senza la legge e aveva già negoziato le intese con le 3 regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che poi non furono varate perché ci fu la crisi di governo del Conte 1 nel luglio del 2019 e quindi sono rimasti lettera morta. E questo è un orientamento che si era formato e che aveva preso corpo in quegli anni. Poi c'è un secondo orientamento che si è formato sotto il governo Conte 2, ministro Boccia. Ricordiamoci che il ministro per gli affari regionali del Conte 1 era la Stefani, la senatrice Stefani. Mm-hmm. Ecco, con Boccia, col ministro Boccia, invece maturò l'idea di fare un disegno di legge in materia di 116 terzo comma e fu creato un abbozzo di questo disegno di legge. Calderoli, per evitare conflitti con l'opposizione insanabili, ha preferito proseguire nella scia di Boccia. Questo in parte non ha evitato un conflitto politico insanabile con l'opposizione, perché ha gridato subito, ha chiamato questa legge come Spacca Italia. Ora direi che se la Corte ha valutato solo alcuni casi di legittimità costituzionale, che è un fenomeno che ci sta pure, ma che certamente questo vuol dire che non siamo di fronte a una legge Spacca Italia. Benissimo, purtroppo il tempo è esaurito. Ringrazio ancora il professor Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale. Professore, è stato davvero ci è stato molto utile per capire quello che sta succedendo su questo fronte, quindi mi auguro di averla presto ancora nuovamente ai nostri microfoni. Grazie davvero e a risentirci. Grazie a voi e a presto, arrivederci. E adesso noi andiamo a passare la palla a chi ci segue per tutto il voto minuto per minuto. State lì che scopriremo insomma quello che sta succedendo. Ciao Pier, quindi potevamo aver già parte dell'autonomia del governo giallo-verde ben 5 anni fa, ma per colpa di Salvini è andato tutto a ramengo, sempre più convinto che l'unica nostra salvezza è la nostra indipendenza. Luca da Brescia. Non ho tempo per rispondere, grazie a Luca anche per averci seguito, e io chiudo ringraziando Lorenzo il Magnifico, struttore di comando in regia tecnica, tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato